Che cosa avete deciso? Abbiamo deciso di aggiungere una sezione perché quest'anno abbiamo avuto un numero di richieste e di iscrizione molto più alto, quindi purtroppo avevamo circa una quarantina di bambini che non potevano essere accolti perché le sezioni erano già complete. Avete provato strade alternative? Abbiamo provato strade alternative, senz'altro, abbiamo chiesto a tutti gli altri asili nido che sono nel nostro comune se erano in grado di accogliere questa quarantina di iscrizioni, ma purtroppo anche negli altri asili erano completi. Per dare spazio a questa nuova sezione, che cosa avete deciso di fare? Abbiamo deciso di rivedere tutto l'insieme degli iscritti perché non sono tutti della stessa età. Quindi sono stati ridistribuiti i bambini cercando di mantenere il più possibile i gruppi esistenti e abbiamo istituito questa nuova sezione che sarà la sezione aggiunta. La sezione aggiunta avrà come insegnanti sempre insegnanti dell'ATI che ha vinto il bando l'anno scorso, e questo ci garantisce una continuità educativa all'interno del nostro asilo. Quanto vi costa e cosa avete dovuto fare per raggiungere la cifra? Il costo è di 74.000 e rotti annui. Abbiamo dovuto, per avere questa cifra a disposizione per questa iniziativa, abbiamo dovuto sottrarre questa cifra dalla cifra che normalmente a fine anno dedichiamo alle associazioni. Per cui le associazioni quest'anno tireranno un pochino di più la cinghia, ma ci sembrava che questa fosse una priorità assoluta.